Si sono chiuse le iscrizioni per la seconda edizione della LNDE Cup. La manifestazione vedrà la partecipazione di 64 team esport, espressione dei club dilettantistici e professionistici. Sul tema si è svolta una conferenza stampa di presentazione della seconda edizione della LNDE Cup by GTZ Distribution, la suggestiva competizione di calcio digitale che mette l'una di fronte alle altre squadre esport delle diverse categorie del calcio italiano della Serie A della terza categoria. Alla conferenza stampa sono intervenuti tra gli altri il commissario straordinario LND Giancarlo Abete e il presidente della commissione LND Esport Santino Lopresti. Più che raddoppiati, siamo 64 perché l'obiettivo era questo, abbiamo avuto qualche iscrizione in più ma ci siamo fermati perché i 64, come sapete, noi poi vorremmo prendere le prime 4 di ogni girone, vorremmo fare 8 gironi da 8, le prime 4 di ogni girone, quindi 32, così andiamo ai 16esimi, agli ottavi, quarti, semifinale e finale, e quindi non abbiamo bisogno di fare ripescaggi. Siamo onorati nell'avere 17 società di professionistiche, 5 di Serie A, 4 di Serie B e 8 di Lega Pro, poi ne abbiamo 34, abbiamo detto, della Serie D, e poi abbiamo le 13 società che sono dall'eccellenza in giù. Come avete visto abbiamo messo tutto il panorama sportivo, diciamo, professionisti fino ai dilettanti, tutto insieme. Io dicevo, sono veramente soddisfatto di questo lavoro, sono soddisfatto della gente che è con noi e che ci collabora. Qui c'è Marco Brandino, che è un animatore, diciamo, estremamente importante per il lavoro che ci fa. Abbiamo Cama, ecco, c'è VPL, sono tutta una serie di persone che credono in questo mondo. E vi devo dire questo, io ritengo che nonostante questo, il CONU l'ha definito il calcio virtuale, e quindi questa parola talvolta, come dire, c'è chi insospettisce quando si sente dire, forse chi è della mia età, il calcio virtuale, c'è chi invece ritiene che sia, io ritengo che nonostante tutto, il progresso, se utilizzato bene, è funzionale a far crescere in questo caso lo sport. Io penso ad esempio che mantenga intatti i valori che ha la LND. Noi abbiamo il valore della socializzazione quando facciamo, come dire, il calcio a 11. Massimo lo diceva il commissario, questo è l'unico, diciamo, gioco, seppur virtuale, però 11 contro 11, e quindi estremamente importante perché ancora mantiene, come dire, la forma di squadra, quindi questo è importante. E fa questo effetto, dicevo, della socializzazione. Certo, se io dovessi pensare alla socializzazione come quello che sta avvenendo stamattina qui, cioè che siamo tutti insieme in presenza, no, non è più così, perché questo mondo globalizzato ci ha anche, come dire, fatto capire che vi è un altro tipo di socializzazione, che è quello che sta, diciamo, sul virtuale, e che non per questo è un fatto negativo, è un fatto anche quello positivo. Se io penso al mondo della disabilità, un ragazzo che è su una carrozzina, ad esempio, che non può giocare, pur avendo la passione del calcio, bene, questo sport gli dà la possibilità di giocare a calcio, di sentirsi anche lui uno, come dire, attivo, un atleta. Se io penso alla possibilità di fare squadre miste, quindi tra ragazze e ragazzi, ecco, questa è una possibilità che è consentito solo in questo gioco, non è consentito in altre. E quando dicevo della socializzazione, ecco, io non sono 11 ragazzi che stanno per forza che sono dello stesso paese, della stessa provincia o della stessa regione, ma c'è gente anche che può, come dire, stare dall'altra parte del mondo e che però vuole giocare, vuole, come dire, far parte di una squadra. Quale socializzazione più ampia ci può essere in questo? Quindi ecco perché noi siamo interessati come Lega Nazionale Dilettanti, lo siamo interessati perché capiamo che c'è uno spazio attorno, che gira, diciamo, attorno a questo gioco, ma non è che è solo un problema di spazio, però restano immutati quelli che sono i valori che noi abbiamo e che intendiamo conservare.